Saluto nuovamente e chiedo adesso a Federico Vecchioni, coordinatore nazionale di Italia Futura, la persona che ha avuto l'incarico da Luca Cordero di Montezemolo di organizzare in tutta Italia i livelli di Italia Futura regionali e cittadini, di portarci il proprio saluto e il proprio contributo. Un quarto d'ora ti basta? Grazie. 10 minuti. Grazie Diego. Ringrazio Verso Nord di questo invito, che peraltro avviene in un momento molto particolare del gossip partitico. Basta leggere i quotidiani che anche questa mattina ci inondano di nuove opzioni possibili per il 2013, ritenute anche dai più attenti osservatori, nella stragrande maggioranza, il vecchio e assolutamente impercorribili, cioè quello di cui non hanno assolutamente bisogno i cittadini italiani, e credo questo sia il momento anche e il giusto equilibrio tra noi nasce anche da questa considerazione. Però voglio anche rispondere ad alcune sollecitazioni di Vianello, dell'amico Alessio, e cogliere questa occasione per dire a voi tutti il percorso che Italia Futura ha intrapreso in questi anni, che da questa sede intendo ribadire, cioè la volontà di portare a livello nazionale il protagonismo di cittadini come tutti noi che vogliono, con le loro idee, con i loro progetti, e anche con una classe dirigente, un gruppo dirigente che fino ad oggi magari si sia impegnato con dei buoni risultati o che magari fino ad oggi non l'abbia mai fatto, ad essere protagonisti del futuro, del loro futuro, e di farlo direttamente con la volontà di essere oggi un'associazione nata nel 2009 come Italia Futura, con un radicamento nazionale, perché è questo quello che veniva descritto nel momento in cui mi è stata data la parola, e cioè la volontà di essere espressione di una società civile che, guardate, è anche stanca di sentirsi dire tutti i giorni che tra qualche settimana saremo come la Grecia. Io non credo che si possa salvare un paese come il nostro continuando a essere sotto attacco anche psicologico di un paragone che, per quanto ci riguarda, non è per noi non solo il migliore dei paragoni, ma nel quale non ci ritroviamo da italiani, perché è vero che evidentemente la crisi finanziaria, qualcuno prima di me l'ha ben detto, c'è stata, ha imposto molte delle scelte che sono state fatte in queste settimane, e affrontare la crisi finanziaria richiedeva probabilmente questo livello di capacità che ha sancito la fine della politica italiana sotto il profilo dei partiti esistenti. La cosa più triste, se vogliamo, di queste settimane è proprio questo, e cioè del fatto che noi tutti abbiamo avuto la conferma definitiva che se c'è questo esecutivo, tecnico o non tecnico, di destra o di sinistra, pensatela come volete, però il dato certo è che chi c'era prima ha fallito e certamente non ha bisogno, e non abbiamo neanche bisogno noi, di farlo tornare protagonista. Questo sta a noi. Sta a noi sotto quale aspetto? Beh, sta a noi sotto il profilo del protagonismo. Chi vi parla non lo ha mai fatto, non ha mai fatto politica, ha fatto associazione di rappresentanza e quindi non è politica partitica, ma è certamente politica sindacale. Rappresentanza che anche oggi passa una crisi profonda, perché la crisi dei partiti è anche la crisi delle organizzazioni di rappresentanza. C'è un parallelismo, direi strettissimo, quando la politica non dà risposte, anche gli associati delle confederazioni che vedono mancare queste risposte si preoccupano, e la crisi della politica e dei partiti si riverbera anche sulla capacità di fare rappresentanza. E quindi è compito di tutti noi cittadini, ed è per questo che io sono qui, torno a dire volontariamente, con questo, direi, questa qualifica temporanea di coordinatore, perché tutte le qualifiche devono essere temporanee. Anche in questo c'è un parallelismo e una convergenza con Verso Nord, c'è questa professionalizzazione dei ruoli della politica. Ha fatto male al nostro Paese, e ha fatto male perché molte persone non hanno pensato a continuare a lavorare per le proprie competenze, ma si sono professionalizzate nei ruoli e lì sono rimaste per decenni, e questi decenni li hanno pagati chi come noi invece ogni giorno, come veniva ricordato, si alza per lavorare e produrre in questo Paese. Ed è anche vero, e guardate, io questo l'ho fatto perché ci siamo conosciuti con Montezemolo, lui da presidente di Confindustria, io di Confagricoltura, e entrambi abbiamo rispettato gli statuti. Io avevo una base assolutamente con me che avrebbe detto a Vecchioni a 43 anni: no, ma devi rimanere altri 10 anni a fare il presidente. Io ho ritenuto non solo di rispettare lo statuto, cioè le regole
dell'associazione, che non vanno mai violate, perché se rispettiamo le regole in tutto, probabilmente il nostro paese andrà meglio, ma dobbiamo essere noi per primi a dimostrare di saperle rispettare queste regole. E rispettare queste regole è stato anche quello di dire: no, io ho fatto un periodo, ho dato un periodo, come lo si può dare in politica o nel Parlamento, della mia professionalità, ma la mia professionalità è figlia del mio lavoro, non del ruolo che ricopro. Poi, grazie alle mie competenze, il ruolo può essere esercitato meglio o peggio, ma è la competenza che ho acquisito nel mio lavoro che fa sì che io possa portare in quel ruolo il massimo del contributo ai cittadini nella politica e agli associati nella rappresentanza. E vedete, se stamattina abbiamo sentito parlare tanto di tasse, di una pressione insostenibile, Italia Futura su questo ha preso tante posizioni assolutamente affini a quello che abbiamo sentito questa mattina, le ha prese sul lavoro, le ha prese in maniera critica anche su questa riforma del lavoro. Però sta anche in queste settimane risollecitando, una volta che ha sancito la crisi, diciamo, dei partiti, una volta che ha detto siamo stati tutti convinti dai cittadini che chi aveva creduto nella rivoluzione liberale non l'ha avuta, chi aveva creduto nel riformismo non l'ha avuto, ha anche detto che certamente una riforma della pubblica amministrazione si rende necessaria, perché quello che ho sentito adesso in termini di sprechi l'ho vissuto sulla mia pelle da imprenditore agricolo, medio imprenditore agricolo di questo paese, lo viviamo giornalmente, perché chi si parli dell'artigiano, dell'industriale, del piccolo produttore, tutti noi passiamo da una inefficienza della macchina pubblica che drena risorse, perché chi di noi va in una conferenza dei servizi dove si trova di fronte 38 enti che devono esprimere il parere con competenze il più delle volte sovrapposte. Questo riguarda la grandissima impresa come chi deve fare un pollaio. E questo vale per le regole ambientali, per le regole sanitarie, una sorta di intreccio che blinda le nostre attività. Quindi è vero che il capitolo fiscale rappresenta una delle riforme necessarie, ma la riforma della pubblica amministrazione è quella che ci deve consentire di avere quello stato minimo che la dottrina liberalista tradita da chi fino ad oggi ce l'ha enunciata, noi da tanti anni aspettiamo. E questo stato minimo deve essere figlio anche della consapevolezza di dire che questa macchina amministrativa va pesantemente rivista. In quale modo? Beh, anche qui facendo tornare la politica. Noi abbiamo avuto riforme che hanno dato uno strapotere alle strutture pubbliche e hanno svilito pesantemente il ruolo del politico, che un po' perché aveva timore della magistratura non firmava più nulla, un po' perché aveva timore di essere chiamato in causa nelle sue scelte, un po' perché era totalmente deresponsabilizzato. Nella stragrande maggioranza delle amministrazioni, in tante occasioni, la macchina pubblica ha fatto sì che molte delle nostre iniziative private non abbiano visto la luce. Ecco, io credo che sotto questo profilo il tema della riforma della pubblica amministrazione sia un tema di grande attualità, perché vedete, qui siamo a verso nord. I produttori del nord hanno creduto anche in questo e sono stati traditi. Sono stati pesantemente traditi, perché il federalismo di cui si è parlato per anni non è stato un decentramento che ha avvicinato uno Stato efficiente ed efficace. È stato un decentramento figlio di una dinamica populista in termini di messaggio politico che vedeva nell'etnia il punto di riferimento soprattutto propagandistico del messaggio. E sotto profilo pratico un federalismo che invece che avvicinare uno Stato efficiente ha moltiplicato le competenze, ha moltiplicato i dipendenti, ha moltiplicato tutti i costi di quella macchina pubblica che gravavano su di noi. Io vi faccio un esempio che conosco. Voi tutti avete sentito parlare negli anni passati dell'AIMA, cioè dell'azienda di Stato che pagava, ad esempio, i produttori e le incentivi comunitari. Il federalismo amministrativo, dopo che ha sancito le competenze delle regioni, ha passato a tutte le regioni la possibilità di aprire i suoi enti pagatori. Sono stati aperti 18 enti pagatori ed è stata mantenuta quella che oggi si chiama AGEA. Sapete cosa hanno fatto gli enti pagatori? Hanno assunto personale, hanno moltiplicato i programmi informatici, hanno moltiplicato il peso della macchina pubblica su tutto ciò che era, per parlarci, agroindustria italiana. Sapete quanto spende il nostro Paese ogni anno di programmi informatici per erogare quello che ai piccoli produttori in altri paesi arriva semplicemente andando in banca? 1 miliardo di euro di programmi informatici, che dovrebbero essere al servizio di una pubblica amministrazione efficiente, e anche nelle regioni del nord purtroppo si sono moltiplicate questi enti, e quel federalismo che i produttori del nord si attendevano era uno Stato minimo, non uno Stato che moltiplicava i dipendenti e moltiplicava gli oneri su quelle aziende che ogni giorno richiedevano a questo Stato delle risposte. Ora,
questo è stato figlio, torno a dire, di un tradimento che si è compiuto, perché anche noi da elettori ci siamo sentiti tante volte dire quello che ci faceva piacere sentir dire e in alcuni casi, impegnati nel nostro lavoro, non siamo stati così attenti a verificare se quello che ci era stato detto era vero. Beh, adesso noi nel 2013 abbiamo una grande occasione e io credo che sia giusto dire che le persone, le idee, i progetti che una fondazione come Italia Futura sta portando avanti debbano essere considerati una grande opportunità per tutti noi. E quindi se questo tipo di politica ha fallito, se questo tipo di Stato non ci soddisfa, non possiamo rassegnarci, e se siamo qui è perché non siamo rassegnati affatto, a delegare più, prima veniva ricordato, ma neanche a rispondere a chi è vicino a noi, ai nostri figli, a chi vogliamo più bene, ancora una volta nel dire ma sai le cose non vanno perché questi qui non sono all'altezza. È arrivato il momento di un protagonismo della società civile. È arrivato il momento di un protagonismo che però non sia estemporaneo. Lo dobbiamo fare con orgoglio di essere, anche se questo può apparire per certi versi retorico, di sentirci ancora italiani, perché vedete, salvare l'Italia non è sinonimo di salvare gli italiani. Cioè noi potremmo essere attentissimi a questi parametri finanziari, magari salviamo anche i conti dell'Italia, solo che bisogna salvare anche gli italiani, perché se le due cose non stanno insieme probabilmente c'è uno scollamento pericoloso. E per fare questo c'è la necessità di non delegare più a nessuno. C'è la necessità, con coraggio, e lasciatemi dire anche qui, torno a dire, da temporaneo coordinatore, da imprenditore agricolo, agroindustriale, quello che volete, da produttore, peraltro meticcio, io poi sono, sapete, mezzo veneto e mezzo toscano, è un mix assolutamente inquietante, l'avevo avvertito Montezemolo. Però lasciatemi dire che anche qui facciamolo con orgoglio verso il nostro paese, verso chi viene dopo di noi. E facciamolo anche con il coraggio di non essere così tanto deferenti verso un certo modo di fare politica che abbiamo conosciuto. Perché vedete, avvicinarsi alle iniziative civiche ogni tanto crea in ciascuno di noi un timore. Ma se il politico locale lo sa, e se la politica locale vede che io mi espongo, cosa succede? E se succedesse qualcosa? E se rischiassi qualcosa di più? Cioè io ho il rischio amministrativo, il rischio del mercato, non è che l'indomani mattina c'ho anche il rischio politico? Cioè solo per il fatto di aver messo fuori la testa qualcuno me la taglia? Ecco, io credo che in questo momento invece il fatto che ci siano queste sale, che Italia Futura sta riempendo in tutta Italia con una partecipazione assolutamente spontanea, ci deve dare coraggio. Noi non dobbiamo essere più né supini, né timorosi, né troppo preoccupati di quello che potrebbe dire anche il potente politico locale, il quale magari la sera tende a richiamarti all'ordine dicendo con una certa supponenza ma tanto questi non vanno da nessuna parte, ma sono società civile, sono il solito movimento così fatto di gente anche un po' ideale o idealista. Beh, io credo invece che questa sia una grande occasione, quindi voglio dirvi, e lo dico a Vianello, lo dico agli amici Bottacin, Fistarolla, Susta, anche a Mariano Rabino e agli amici del Piemonte che sono qui, Italia Futura sta lavorando tanto e io ho un grande piacere del fatto che con loro questa collaborazione stia diventando più che una collaborazione. Però voglio anche dire qui con altrettanta fermezza che questa movimentazione di persone, di idee, di progetti, oggi ha un campo da gioco indefinito. Quindi guardate questi gossip, questa volontà di tirare Montezemolo di qua, di là, è figlio di un vecchissimo modo e delle vecchie alchimie di fare politica, soprattutto a Roma, di dare un posizionamento che non interessa l'Italia, ma interessa come conservare il potere dell'Italia. Sono due cose molto diverse. Dentro questa alchimia Italia Futura non ci casca. Non ci casca, però, torno a dire, agli amici di Verso Nord voglio dire che c'è questa posizione di Italia Futura, che noi persone di Italia Futura, cittadini, coloro i quali lavorano a queste idee e progetti, non ci fermiamo. Non ci fermeremo. C'è determinazione, convinzione e lasciatemi dire, se siamo qui anche, una dote significativa di passione. La passione è quella che bene o male ti fa fare in molte occasioni delle cose che probabilmente con la sola ragione non avresti fatto. E se prima avevamo una politica autoreferenziale che ci ha allontanati, a proposito di passione vi dico anche che il mio auspicio è che torni, non l'auspicio, la certezza che tornerà la politica nel 2013. Perché questa necessità di passione da cosa nasce? Nasce dal fatto che se prima la politica referenziale ci aveva allontanato,
Oggi questa tecnica arida dei docenti ci allontana abbastanza. C'è bisogno di cuore e di passione e anche un po' di sangue. Su questo vi lascio perché credo che, e vi saluto ancora una volta perché credo che, torno a dire, dare delle risposte con la tecnica ai mercati sia importante. Ma noi vogliamo che oltre che ai mercati si pensi ai cittadini e il futuro del 2013 dovrà essere questo. Grazie. Grazie davvero a Federico Vecchioni.